Io ho mio fratello infermiere che è andato in Svizzera e sta lavorando in Svizzera e le condizioni di lavoro sono nettamente differenti. Io cerco di resistere qua e vorrei portare avanti la sanità in Italia e nel Veneto. Con questa motivazione di fondo comune, una rappresentanza degli infermieri del sindacato Nursing Up ha manifestato sotto la prefettura. È stato proclamato uno stato di mobilitazione del personale per evidenziare al governo le gravi carenze sul piano normativo ed economico in cui versano gli operatori delle professioni sanitarie non mediche. Il rischio è che davvero l'attuale mercato del lavoro porti la sanità pubblica a cedere nei confronti di quella privata, con grave danno per gli utenti che dopo aver pagato le tasse si ritrovano a dover pagare anche le prestazioni sanitarie fino ad oggi garantite. Gli utenti aspettano mesi, se non anni, una prestazione, un esame, una visita, perché sempre di più sono obbligati ad andare verso il privato, verso strutture private, proprio perché garantiscono un servizio più immediato e più sicuro anche nei confronti dell'utente stesso, che tante volte si trova a dover pagare la visita, l'esame, la prestazione pur di effettuarla. Confronto impari perché il privato oggi dà possibilità di una maggiore flessibilità di orari di lavoro che va incontro alle esigenze dei lavoratori, perché molte donne si licenziano anche dopo la maternità perché il privato gli offre un part-time, gli offre di orari agevolati. Noi non abbiamo sostegno per la maternità, quindi il discorso veramente si può allargare, qui deve intervenire il governo, per quelli che sono gli ammortizzatori sociali. Le donne dopo aver fatto un figlio in Italia la maggior parte non riprende il lavoro. Al governo chiediamo appunto che sia inserita la norma valorizzazione delle professioni infermieristiche dentro il testo di questa finanziaria e che si allontanino, tolgano le mani dalla riduzione delle pensioni del personale sanitario, perché non possono essere eroi e poi maltrattati.